In tal'ambito di vicino lontano, Arle fa la proponuta Sabi, detto di Santa Maria Udi, un confronto sul tema e troppi slenghi può permettersi in democrazie, partendo dal concetto che democrazie significa anche pluralità linguistiche. Il presidente di Arle Feroz Cisilino, il scrittore sardo Giuseppe Corongiu, il linguista catalano Carles Duarte e Montserrat hanno rivelato di un argomento che ha la criticità per via di marginalizzazione in dei contesti ufficiali e di trasmissione intergenerazionale, ma anche opportunità, tanto che le nuove forme di pianificazione linguistica e le tecnologie digitali. Ho ascoltato il presidente Arle Feroz Cisilino che ha fatto il ponte sulla diffusione al Furlan. Ha la possibilità di avere una diffusione capillare su tutti i settori della società e anche i più ufficiali. Su questo l'Arle si è sempre impegnato, soprattutto a creare strumenti, maniera di incontri e la possibilità di dare alla pubblica amministrazione la possibilità di doprare il Furlan dalla maniera più ufficiale. Penso che dal corso degli anni questa roba sia stata evidente, ma soprattutto dall'ultimo progetto che vi fatto, che è stato fatto con la Slovenia e con la Croazia, proprio lì che vi ho detto la lingua furlana, con la lingua croata, slovena e anche italiana, doprare un linguaggio burocratico che è importante proprio come uniformità sia di giuridica ma sia di amministrativa. Quindi io penso che il Furlan vedi una capacità di poter essere esprimuta l'area ufficiale enorme, che va anche molto esplorata e che ha di sé doprata, soprattutto anche in attuazione del nostro statuto regionale.